bentrovati con l'informazione flash di News Sicilia. La polizia ha arrestato un palermitano di 48 anni e un napoletano di 42 mentre stavano scaricando 70 kg di hashish a Palermo. I due sono stati bloccati nei pressi di un box in via Ernesto Basile. La droga era nascosta nel doppio fondo di un'auto. Gli arresti sono stati eseguiti dalla squadra mobile della Questura. Il provvedimento dovrà passare al vaglio del GIP per la convalida. Veniva aggredita e minacciata di morte tra le mura domestiche, ennesimo caso di maltrattamenti in famiglia a Patti nel Messinese, fino a quando la donna per paura ha chiesto aiuto e denunciato ai carabinieri il convivente. Per lui è scattato l'allontanamento e il divieto di avvicinarsi alla vittima. L'emergenza pubblici servizi con le ripercussioni sociali, finanziarie e strutturali sulla città di Catania è stato l'argomento al centro della seduta straordinaria del Consiglio Comunale che si è svolta questa mattina nel Palazzo degli Elefanti. L'assemblea è stata convocata dal presidente Anastasi su richiesta del consigliere Bonaccorsi e di diversi altri componenti del civico consesso. Ritornano le piogge in Sicilia, a tappeto in tutte le province. Per la giornata di domani, 13 dicembre, la Protezione Civile regionale comunica l'allerta gialla su Messina, Catania ed Enna. Cieli quindi per nulla sereni, rovesci e temporali anche nelle città dove non è prevista l'allerta. E con questa notizia per oggi è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.